Una categoria G chiude la giornata bolognese di corse con un miglio per 14, 1 Ermanno Jet, 2 Damita di Venere, 3 Elemi Stab, 4 Abramo Petral, 5 Caruso Graz, 6 Boston Trio, seconda linea, 7 Eros Gadot, Donatello, 9 Elemperador, 10 Fire Piston, 11 Heraclion Font, 12 Achille Caff, terza fila 13 Eiolo, 14 Corriolano Pel. Favori per Damita ed Elemperador in partenza, macchina che stacca con lotta in avvio, Damita che cerca di mantenere il comando nei confronti del sopraggiungente Boston Trio, che poi si adegua, mentre serra sotto dalla seconda fila Donatello, che è in seconda posizione. Damita di Venere in vantaggio, Donatello in seconda posizione, si ritratta invece Boston Trio, i 400 se ne vanno in 29,2 e all'esterno c'è il tentativo anche di Elemperador. Numero 1 Ermanno Jet squalificato. Elemperador in seconda pariglia, segue direttamente Boston Trio, mentre più indietro c'è Elemi Stab con in terza Achille Caff. Se ne vanno i primi 800 metri di gara con leader sempre Damita di Venere, 1 minuto e 6 decimi, non cambia nulla alle sue spalle. C'è ora il tentativo in terza corsia da parte di Elemperador che viene via all'altezza dei 900 metri, chilometro intanto in 1:16,4. Elemperador, poi anche Elemi Stab che prova a venire in terza, ma davanti si allunga decisamente Damita di Venere, trascinandosi Donatello, quindi Elemi Stab, gli altri non progrediscono, sposta Donatello sul finire della piegata. Va all'interno Elemi Stab, ultimi 100 metri di gara con Damita Tab in vantaggio, Donatello che ci prova, Elemi Stab che va all'interno, finale con Damita di Venere che vince nei confronti di Donatello ed Elemi Stab. 1:15,2 il ragguaglio conclusivo con 29,8 per l'ultimo quarto, la vittoria per Damita di Venere che aveva poi infine chiuso favorita a pari quota praticamente con Elemperador. Vince con in sediolo Alessio Di Chiara, respingendo il tentativo di Donatello che le era rimasto in scia tutta strada e di Elemi Stab che dovrebbe essere terza. Vediamo 2:8,3, questo dovrebbe essere l'arrivo, anche se ci sarà forse foto per il secondo, ma crediamo che Donatello sia secondo sul traguardo. La vittoria quindi per Damita di Venere, Alessio Di Chiara, società Loverde, per conto di Pietro Lo Monaco. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio. Linea allo studio.